La conferenza degli ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili della Sicilia, in una lettera inviata al professor Giovanni Tria, Ministro dell'Economia e Finanze, per conoscenza agli onorevoli Presidenti della Commissione Finanze della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica di Roma, chiede il differimento dei termini per la definizione agevolata e la rottamazione terre e la procedura a saldo e stralcio. La conferenza dei dottori commercialisti di Sicilia, considerata infatti l'imminente scadenza dei termini il 30 aprile prossimo per la presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei ruoli, denominata meglio come rottamazione terre ex decreto legge 119/2018 convertito nella legge 136/2018 e il saldo e stralcio dei debiti dei contribuenti prevista dalla legge di bilancio 2019 con la legge 145/2018. L'Ordine dei commercialisti di Sicilia, a cui si affianca anche quello di Agrigento, preso atto delle notevoli difficoltà riscontrate dai professionisti in tutta la Sicilia e dai contribuenti nell'assumere le informazioni necessarie per procedere alle suddette definizioni, in quanto la società Riscossione Sicilia SpA per inefficienze delle infrastrutture tecnologiche non riesce ad evadere tempestivamente le richieste di attivazione dei codici PIN degli estratti al ruolo e da autorizzazioni all'accesso delle singole posizioni. Pertanto chiede con urgenza il differimento dei termini della presentazione della definizione agevolata dei ruoli, della definizione della procedura di saldo e stralcio dei debiti esposti nelle dichiarazioni fiscali, al fine di consentire ai contribuenti siciliani di usufruire di tali agevolazioni e ai professionisti di adempiere correttamente. L'Ordine dei commercialisti di Sicilia, certo di avere ben interpretato le esigenze e gli interessi dei cittadini siciliani, spera in una adeguata soluzione della vicenda.